Allora, adesso dalla parte dei comuni andiamo a conoscere da vicino la vita di un sindaco, anzi una sindaco, di un comune in provincia di Padova, il comune Rovolon. Ben arrivata Maria Elena Sinigaglia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie, allora noi attraverso di lei vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori le caratteristiche di un comune, comunque dell'area dei Colli Euganei, quindi molto particolare, che ha delle connotazioni sue, quindi quali sono le peculiarità, ma anche il sindaco, in modo particolare lei, come ha dovuto anche gestire da vicino la propria realtà e allo stato attuale cosa si trova ad affrontare, perché poi è una figura estremamente vicina ai cittadini, ma deve essere anche di supporto sotto diversi profili, perché ci sono stati momenti altalenanti anche di grande insicurezza, poi voi vi trovate anche vicino comunque nell'area dove c'è stato anche una grande contaminazione, quindi penso che abbiate passato dei momenti anche ansiogeni, no? Allora, intanto grazie di nuovo per l'opportunità, ecco, di raccontarvi quello che abbiamo vissuto, perché penso che sia importante anche condividere queste riflessioni. Allora, cosa dire? Sicuramente all'inizio, anche data la vicinanza, insomma, e i collegamenti inevitabili che ci sono sempre stati con il Comune di Vò, sicuramente c'è stato un momento di confusione, di paura, ma fortunatamente mai di allarmismo, nel senso che io ho sempre percepito comunque una razionalità e una tranquillità, insomma un approccio serio, sicuramente rigoroso, attento, ma mai allarmato eccessivamente, quindi ansioso, fortunatamente nei cittadini e insomma in tutte le persone con cui ho parlato. Certamente all'inizio c'era paura, come penso tutti. Alla fine non credo che ci sia, a parte i primi giorni, che ci siano state grandissime differenze tra i comuni con Termini rispetto a Vò e gli altri, se non appunto, ripeto, per i primi giorni. Dopo purtroppo il problema si è allargato in tutta Italia e quindi alla fine abbiamo vissuto tutti la stessa situazione. Cosa posso dire? Allora, c'è il fronte dei cittadini e il fronte delle aziende. Allora, il fronte dei cittadini noi l'abbiamo affrontato stando loro vicino e comunicando il più possibile tutte le informazioni che avevamo e fornendo i dispositivi che erano necessari e che all'inizio erano introvabili. Sì. Quindi noi abbiamo fatto produrre subito 2000 mascherine che corrispondono ne abbiamo fatti produrre 3000 mascherine all'inizio, e che si aggiungevano alle altre mascherine che avevamo ricevuto da volontari e da altre mascherine che poi sono arrivate dalla regione, e insomma abbiamo di fatto consegnato a tutte le famiglie del territorio 2 mascherine minimo, assieme a tutte le comunicazioni, le informazioni che erano necessarie, perché credo che soprattutto nel primo periodo la gente avesse tanto bisogno di informazioni chiare, e quindi noi su questo siamo, credo, insomma, stati tempestivi, siamo stati molto presenti, abbiamo risposto a tutti coloro che ci chiedevano qualsiasi cosa, perché all'inizio c'erano tanti punti di domanda, ecco. Fortunatamente poi noi non abbiamo avuto casi importanti, abbiamo sì avuto anche noi qualche persona purtroppo contagiata, però niente di grave, peraltro tutti sono guariti, quindi da questo punto di vista il mio comune è stato fortunato, non posso dire di no dal punto di vista della salute. Ovviamente poi, tornando a come abbiamo gestito i cittadini, ecco, allora con l'informazione, con la fornitura di mascherine e diciamo con una grande disponibilità a collaborare per tutto ciò, per qualsiasi cosa possibile e immaginabile, cioè dalle esigenze più disparate, perché soprattutto le persone anziane che non volevano, non potevano uscire, avevano bisogno di tante piccole, grandi cose, e noi ci siamo adoperati appunto per aiutarli, anche grazie alla nostra protezione civile, che non posso smettere di ringraziare, perché veramente è stata di grandissimo supporto all'amministrazione, perché assieme a noi, insomma, ha gestito molto bene l'emergenza proprio sul campo, lavorando veramente tanto e portando a casa i farmaci agli anziani o a chi non poteva muoversi, portando la spesa, facendo tanti
piccoli e grandi servizi in questo momento assolutamente preziosi e si può dire indispensabili. Ecco Sindaco, la interrompo un secondo, solo un attimo per spiegare ai nostri telespettatori, magari chi ci segue dalla provincia di Verona anziché di Trento, che magari non hanno ben cognizione di causa di come sia e dove sia allocato Rovolon. È nel cuore dei Colli Euganei, tra l'altro è un comune un po' particolare, per cui è collocato lungo una strada di passaggio, quindi non una posizione semplice. E a quanti chilometri da voi, quanti abitanti avete voi? Allora, noi siamo confinanti con Vo. Noi confiniamo con Vo proprio e abbiamo 5.000 abitanti, poco meno di 5.000 abitanti e confiniamo con Vo. Cioè non è una cosa semplice da gestire, cioè siete stati fortunati ma anche bravi, perché non avete una posizione proprio di quelle arroccate, separate. No, siamo proprio confinanti, infatti all'inizio diciamo che siamo assieme ad altri comuni contermini a Vo, ci siamo trovati proprio per capire come gestire, perché proprio i primissimi giorni, il primo giorno anzi, che mi pare fosse il 23 febbraio se non sbaglio, ecco, adesso non mi ricordo esattamente la data, ma insomma era appena emersa l'emergenza e ci siamo trovati con i comuni confinanti perché ci siamo subito interrogati su come gestire quelle situazioni in cui le persone che abitano a Rovolon avevano avuto contatti con qualcuno. No. Cioè questa preoccupazione noi l'abbiamo come amministratori avuta subito, noi con gli altri comuni che confinano con Vo, perché è inevitabile che tra comuni che sono confinanti ci siano dei rapporti di lavoro, di amicizia, di famiglia, cioè soprattutto per quelli che abitano proprio al confine. E allora all'inizio insomma abbiamo adottato un atteggiamento di prudenza, nel senso che abbiamo detto a tutti di non allarmarsi, infatti avevamo scritto sul nostro tabellone luminoso grande attenzione, massima attenzione ma nessun allarmismo, perché l'allarmismo non è mai positivo, quando poi le persone vanno in panico sicuramente si innescano meccanismi che vanno assolutamente evitati, quindi secondo noi era assolutamente necessario non mettere panico, ma nello stesso tempo informare bene e quindi anche porre l'attenzione su chi aveva magari avuto dei contatti con il comune confinante e appunto invitandoli a contattarci per capire la situazione, eventualmente contattare il medico, cosa che poi si è specificata anche da parte della regione, appunto che poi ha diramato le informative più specifiche e ha invitato tutti quelli che avevano avuto contatti con Vo e a segnalarlo, eccetera, insomma, secondo poi le procedure che ben conosciamo. Però ecco, fortunatamente non ci sono stati problemi dal punto di vista sanitario per noi. E anche le persone, devo dire, hanno reagito, come dicevo all'inizio, bene, sono state tranquille, lucide, non ho visto atteggiamenti di panico perché purtroppo poteva anche essere potuto verificarsi, invece fortunatamente le persone sono rimaste razionali e lucide, pur con grande consapevolezza e devo dire molto coscienziose e molto rispettose delle regole. Per cui io questo è importante. Di questo sono contenta e sono orgogliosa dei miei cittadini che hanno risposto molto bene, con grande coscienza e senso civico. C'è poi il fronte delle aziende. Ecco, scusi, solo prima di passare alle aziende, voi avevate tipo un negozio, supermercati, qualche cosa per il discorso approvvigionamento, perché non ci si poteva spostare da un comune all'altro, poi eravate confinati? No. Certo. Sì, certo, no, noi abbiamo tutto, abbiamo 2 supermercati, 2 macellerie, 3 panifici, abbiamo l'ortofrutta, cioè è un paese piccolo però tutto, abbiamo anche dei produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti a chilometro zero bio, quindi insomma abbiamo tutto, ecco quello che è necessario. L'unica cosa che non c'è in questo comune è un discount e quindi all'inizio dell'emergenza, siccome ce n'è uno nel comune confinante di Cerovarese Santa Croce, nella parte opposta rispetto a Vo, e abbiamo comunque ottenuto un'autorizzazione da parte della prefettura di Padova per poter concedere, per poter permettere ai cittadini nostri di recarsi là
per sì. appunto poter fare la spesa in un supermercato con prezzi diversi, perché ovviamente insomma i prezzi del discount sono diversi e quindi chi aveva esigenza di andare là lo poteva fare comunque grazie ad un accordo, diciamo, informale che abbiamo fatto con la prefettura di Padova, ecco, Beh, per buona andare incontro alle strategia, è stata esigenze. una bella strategia, insomma, questa è stata una cosa interessante e utile anche, mostra Sì, però io devo sensibilità. dire una cosa, che il fatto che i cittadini abbiano dovuto rimanere nel territorio, non poter fare la spesa fuori, che per molti è stato un problema e che infatti adesso che adesso che si può andare, Sì. sono tanti, hanno espresso la loro soddisfazione per questo, perché avevano necessità assolutamente di andare fuori. Io però ho voluto sottolineare una cosa, che i piccoli negozi dei paesi, soprattutto come il nostro, sono assolutamente fondamentali, Sì. cioè sono delle realtà economiche che devono essere valorizzate. Quindi io capisco che uno magari voglia andare a fare la spesa nel grande supermercato, perché certo, però dobbiamo sempre ricordarci che in generale, e soprattutto si è visto il valore di queste realtà in questo momento in cui non si poteva uscire, però in generale queste piccole realtà sono importanti per il tessuto economico dei piccoli territori come il nostro e quindi vanno apprezzate, sostenute e valorizzate, a mio avviso. Quindi Assolutamente. io li ringrazio tutti perché hanno lavorato veramente tanto, si sono subito adoperati per il servizio a domicilio, per ricevere le telefonate da parte dei cittadini, fare la spesa loro, cioè nel senso che il titolare del negozio preparava la borsetta e il cittadino andava solo a ritirarla. Anche questa opzione hanno messo a disposizione dei cittadini oltre al servizio a domicilio, quindi sono stati veramente molto reattivi, molto propositivi e li ringrazio. Ecco, poi chiaro che insomma c'è il libero mercato, uno va adesso dove vuole, in generale dove vuole, però io invito tutti a ricordare che se non ci fossero i negozi, i piccoli negozi, le piccole realtà dei paesi, i paesi sarebbero molto diversi, non solo durante l'emergenza ma in generale. Assolutamente, e qua ci colleghiamo appunto al discorso delle attività produttive. Quali sono quelle radicate nel vostro territorio, che impattano quindi, che hanno avuto anche un impatto importante da questa crisi? Guardi, non l'ho sentita bene, mi scusi, non ho sentito bene quali la sono prima parte della domanda. le attività produttive, le aziende del territorio, i ristoranti, gli agriturismi, le cantine? Ecco, beh, allora noi abbiamo una realtà importante agricola che ovviamente fortunatamente ha potuto continuare a lavorare e anzi tutti gli agricoltori del paese hanno apprezzato ancora di più il valore del loro lavoro agricolo. In questo momento è stato apprezzato moltissimo e valorizzato. Abbiamo poi molti ristoranti, molte aziende vitivinicole e i ristoranti, i bar, gli agriturismo purtroppo, come ben sappiamo, hanno subito notevolmente in modo importante questa crisi. Però devo dire che la cosa positiva è che si sono subito confrontati tra loro, si sono messi in squadra per cercare di capire con varie chat, con varie riunioni online, eccetera, e anche con noi come amministrazione, per cercare di capire come reagire. E in qualche modo si sono fatti forza a vicenda e questa è stata una cosa molto bella, molto importante anche per il futuro, perché io credo che soprattutto le realtà di tipo di ristorazione legate al turismo possano veramente ottenere grandi risultati mettendosi insieme e facendo squadra, perché un territorio come il nostro, di Rovolon, ma in generale di Colli Euganei, ha veramente tante risorse, tante potenzialità che il lavoro di squadra può assolutamente valorizzare e migliorare, e quindi in un futuro insomma questa modalità di confronto e di collaborazione penso che sia assolutamente positiva. Ovvio che adesso stanno subendo insomma le conseguenze di questo periodo veramente difficile. Cosa stanno facendo? Stanno ora finalmente organizzando il servizio di asporto, appena è stato autorizzato il servizio a domicilio, loro si sono attivati quasi tutti per effettuarlo. Ora che è possibile l'asporto, nel senso che è possibile che le persone vadano
in sede a ritirare il pranzo o la cena che vogliono, si sono ovviamente attivati anche per questo e sono contenta che finalmente si sia aperta questa possibilità, perché con le dovute misure, con l'adozione indossando, scusate, le mascherine, con l'utilizzo di guanti o disinfettandosi le mani, seguendo le regole scrupolosamente, io non vedo problemi, non vedo rischi di contagio nel fatto di andare a prendersi all'interno del ristorante il sacchetto già pronto con la cena dentro e andare a casa. Quindi bene che si sia aperta la possibilità dell'asporto e adesso speriamo che presto si apra anche tutto il resto, sempre nel sacrosanto rispetto delle misure di contenimento del contagio, perché è chiaro che l'economia è importante e fondamentale, ma la salute lo è di più. Per cui sicuramente bisogna che le tutele di questi due importantissimi aspetti della nostra vita, salute ed economia, vadano sicuramente di pari passo, ma con l'attenzione maggiore e imprescindibile per la salute. Quindi qualsiasi, noi stiamo anche adesso cambiando un attimo settore, pensando alle estetiste e alle parrucchiere, e anche al maschile, ecco, gli estetisti e i parrucchieri, cosa dire loro che ancora non possono aprire. Io ho parlato con molti di loro e tutti quanti, pur volendo aprire il prima possibile, mettono al primo posto chiaramente la salute. Quindi quello che io voglio che sia chiaro è che anche tutti i nostri imprenditori, pur volendo immediatamente il prima possibile tornare a lavorare, non hanno mai sottovalutato quello che è il problema sanitario e l'importanza fondamentale di preservare la salute sopra ogni cosa, quindi questo sicuramente sì. Quindi anche adesso che tra poco verranno aperti i ristoranti e i bar, chiaramente sono certa che i nostri ristoratori, i nostri baristi, i nostri esercenti sapranno rigorosamente, scrupolosamente rispettare tutte quelle che sono e saranno le normative di contenimento del contagio. Per quanto riguarda le attività produttive, poi volevo dire un'altra cosa, in generale tutte le attività economiche del nostro comune. Noi abbiamo voluto fin da subito far sentire la nostra presenza e il nostro aiuto e il nostro sostegno, e una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di prorogare l'IMU delle attività produttive, tutte quelle che hanno chiuso o che hanno subito un grave danno da questa emergenza. E allora abbiamo fatto così: c'è una parte di IMU che va direttamente nelle casse del comune, e questa l'abbiamo prorogata di un anno, e l'anno prossimo se ne parlerà quindi a giugno del 2021, e in base poi alle necessità di ciascuna azienda si penseranno, si studieranno dei piani di rientro in maniera che poi l'anno prossimo non si trovino doppie imposte da pagare, perché la nostra per ora è solo una proroga e ci è costata comunque tanto, perché insomma un piccolo comune come il nostro rinuncia a un'entrata di circa 500.000 euro nel 2020. Per cui non è stato facile, ma abbiamo trovato il modo di prorogare per un anno. Poi vediamo se riusciamo a fare di meglio, ma intanto le aziende del territorio sanno che per quest'anno di IMU non se ne parla, anche perché l'altra parte di IMU, che invece per esempio i capannoni pagano direttamente allo Stato, noi non avevamo il potere di prorogarle, però abbiamo fatto un'altra cosa. Abbiamo previsto la possibilità da parte dell'azienda di chiedere che il comune la paghi per loro conto. Caspita, non è poca cosa. E quindi sostanzialmente è prorogata tutta l'IMU delle attività produttive che hanno chiuso o che hanno subito danni dalla crisi per un anno. Per cui noi abbiamo comunicato questo alle aziende.
e le aziende sono state contente perché al di là dell'aspetto prettamente economico si sono sentite sostenute, ed è questo quello che noi volevamo soprattutto, perché sicuramente è importante non dover pagare l'IMU, ma credo che sia più importante sentire che l'istituzione c'è e sostiene le imprese, ed è questo quello che volevamo fare. Assolutamente, questo è molto importante. Un'ultima cosa, apertura delle scuole, come la vede con settembre? L'apertura delle scuole, allora guardi, io sono molto contenta di come sono state gestite le scuole, perché credo dopo 1 o 2 giorni dall'apertura di questa emergenza sanitaria, la nostra scuola era già online. Questo grazie questo è importante. sì, in pochissimi giorni, adesso io non mi ricordo se dopo 2 giorni o 3, ma insomma in un tempo record abbiamo messo online tutte le scuole, anche la scuola dell'infanzia. E questo grazie innanzitutto al volontariato, perché noi abbiamo dei genitori straordinari del nostro paese che hanno anche delle competenze tecniche, informatiche di rilievo, che si sono messi a disposizione e si sono coordinati con noi e con il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di cui fanno parte le nostre scuole, e di fatto hanno realizzato un progetto straordinario in pochissime ore, in pochissimo tempo. E quindi questa Smart School noi l'abbiamo chiamata, questa scuola digitale, è partita subito e c'è stata una grande collaborazione degli insegnanti e una grande collaborazione dei genitori, per cui siamo contenti di come è stata gestita l'emergenza subito. Adesso però c'è un grande problema, che i genitori, la maggior parte dei genitori sono tornati a lavorare, come ben sappiamo le scuole sono ancora smart, però purtroppo i bambini non possono rimanere a casa da soli davanti a un tablet, per cui stiamo proprio in queste ore elaborando un progetto che sarò ben felice di esporvi, ma ancora non lo posso fare perché non è definito, non è dettagliato. Sì. Non è dettagliato bene e quindi non vorrei sbilanciarmi a dire magari delle cose inesatte, però quello che voglio dire è che stiamo elaborando sempre con questi volontari amici, con dei commercialisti, con altre figure di riferimento, stiamo elaborando un bel progetto che prevede una sorta di smart school, ma gestita non per forza a casa, perché se un genitore non può lasciare il bambino da solo, come certo. fanno? Ecco, allora stiamo studiando una sorta di un misto tra una smart school e un centro primaverile estivo, diciamo così, all'interno di varie realtà molto grandi del nostro territorio, che potrebbero far parte di una specie di scuola diffusa. Allora, non so se tutti conoscano il significato di albergo diffuso, che è quel tipo di albergo che non è strutturato in un unico stabile, ma è diviso, diciamo, diviso tra tante piccole realtà all'interno di uno stesso territorio, no? Quindi al posto che esserci un palazzone con 20 stanze, ci sono 20 casette nel paese. Noi vogliamo fare una sorta di albergo diffuso, di concetto di albergo diffuso traslato sulla scuola, una scuola diffusa. E allora abbiamo già individuato 7 o 8 location estive, esterne, quindi all'aperto, molto grandi, in cui appunto portare delle classi. Però adesso non posso diventare non ci dica niente, quando facciamo così ci risentiremo più avanti o ci ricontatterà lei direttamente, così ci annuncerà, anche sarà anche una cosa che può essere di esempio anche per altri sindaci di altri comuni che hanno situazioni analoghe, quindi la lascio, che non voglio che ci sveli niente. Molto volentieri. Perfetto, Sindaco, io la ringrazio tantissimo, siamo arrivati al termine anche di questo spazio, le auguro veramente buon lavoro perché ne avete da fare, in bocca al lupo perché a questo punto speriamo che tutto vada al meglio, e a voi telespettatori lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo ancora insieme.